La solennità della Epifania del Signore è diventata festa dei popoli. Il Signore si è manifestato, si è fatto conoscere da noi. Il bambino nato per noi è stato rivelato come il Dio fatto uomo per la nostra salvezza. E questa salvezza portata dal Signore a partire dalla piccola città di Betlemme è rivolta a tutti i popoli, di tutti i tempi, di tutti i luoghi. Il racconto di Matteo, che narra la visita dei magi al bambino nella casa di Betlemme, è l'anticipo di quello che capiterà al Cristo risorto. I lontani cercano il Signore e lo trovano. Purtroppo però i vicini che conoscevano le scritture, che avevano letto Michea e conoscevano anche il luogo dove avrebbe dovuto nascere il Messia, non si muovono e non trovano. I lontani si fanno vicini. Questi saggi persiani che studiavano le stelle hanno trovato nel creato i segni per riconoscere il Signore, il Re dell'universo. Lo riconoscono in quel povero bambino, in una umile casa di Betlemme. Si prostrano e lo adorano. Gli offrono doni simbolici, lo riconoscono re con l'oro, lo adorano come Dio offrendogli incenso e riconoscono che è un povero uomo destinato a morire con la mirra, l'unguento funebre. I magi sono la primizia delle genti, anche noi, stranieri rispetto a Israele, fuori dall'alleanza che Dio aveva promesso all'antico popolo, non siamo più stranieri, non siamo più estranei alle promesse. Noi eravamo lontani, siamo diventati vicini. È la nostra festa, è la festa dei lontani che vengono accolti e resi vicini dalla misericordia di Dio. La prima lettura, in questa festa dell'Epifania, è tratta ancora dal profeta Isaia, ma al capitolo 60, che è testo attribuito a quello che gli studiosi moderni chiamano il terzo Isaia. Probabilmente si tratta di un sommo sacerdote che inaugurò il nuovo Tempio dopo la ricostruzione post-esilica. E questo sacerdote parla della propria vocazione e missione. Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare la buona notizia ai poveri. Questo stesso profeta sacerdote inizia quel grande poema rivolgendosi alla città di Gerusalemme e invitandola ad alzarsi. Alzati, rivestiti di luce perché viene la tua luce. Il Signore è la tua luce. Tu puoi rivestirti di luce. Immagine poetica splendida, supera ogni stilista, ogni umana fantasia di vestito. L'abito della luce coincide con il Signore che diventa il nostro abito, il nostro habitus, la nostra abitudine, nel senso buono. Noi ci rivestiamo di Lui, assumiamo la sua mentalità, diventa nostra abitudine pensare come il Signore, vedere come il Signore, perché Lui è la luce che ci fa vedere le realtà.
Le tenebre ricoprono la terra, nebbia fitta avvolge i popoli, ma su di te risplende il Signore. C'è una nebbia che nasconde tutto, notte di nebbia sul mondo, ma c'è un punto, Gerusalemme, in cui splende la luce. E non dipende da Gerusalemme la luce, è il Signore che si è fatto tua luce. È una profezia ecclesiale questa che leggiamo nella festa della Epifania. Il Signore riveste la sua Chiesa di luce. A 50 anni dall'inizio del Concilio ricordiamo la grande Costituzione che il Concilio dedicò alla Chiesa e le prime parole ne danno il titolo, Lumen Gentium. Ma Cristo è la luce delle genti. La Chiesa riflette sul proprio volto la luce di Cristo. La Chiesa risplende di luce riflessa. È Cristo la luce che illumina la sua comunità. È sorta su di noi la luce, ci ha rivestito di luce. Noi possiamo far luce agli altri. Cammineranno le genti alla tua luce. Alza gli occhi intorno e guarda. Tutti costoro si sono radunati. Il profeta immagina di dire a Gerusalemme come se fosse una donna: alzati, guarda quanta gente viene da tutte le parti del mondo, accorrono a te. Sono i tuoi figli che si radunano, ma diventano tuoi figli gli uomini di tutte le nazioni. Sarai raggiante, palpiterai di gioia, il tuo cuore si dilaterà. L'abbondanza del mare, le ricchezze dei popoli, tutto il bene che c'è nel mondo verrà portato a te. Uno stuolo di cammelli ti invaderà. E proprio perché fin dall'antichità si leggeva questo brano di Isaia, noi abbiamo immaginato che i magi vengano coi cammelli. L'autore intendeva semplicemente dire le ricchezze dei popoli orientali, le grandi carovane che commerciavano le ricchezze antiche su cammelli, li porteranno a te, tutto confluirà a te. Tutte le ricchezze dei popoli sono state portate nella Chiesa. La Chiesa è il corpo di Cristo illuminato da Cristo. L'Epifania del Signore è nella nostra comunità, è la nostra povera realtà umana che riflette la luce del Signore. Ringraziamo la sua bontà che ci ha visitato, che ha acceso una luce per noi, che ci ha fatto diventare luce. Rimaniamo nella luce del Signore, diventiamo sempre di più luce per gli altri, amici che accompagnano gli altri a trovare la luce della fede.